Il presidente Setti, buonasera presidente. No, scusate. Che è successo? Che è successo? Stasera Il campionato finito, finalmente Verona è salvo, possiamo tirare le somme? Sì, abbiamo tirato anche qualcos'altro. No, sì, abbiamo tirato il fiato adesso. Ah, quello. Finisce che è stato un campionato difficilissimo, veramente il più difficile di tutti i campionati italiani del mondo mondiale. Abbiamo sudato 7 camicie per 7 fratelli, il resto è veramente una cosa, una salvezza conquistata con tanta fatica. Questa fatica qua non l'ho fatta nemmeno con la Giannancarla, Labbri di Fuoco. Era la più ambita del paradiso della patacca. Ecco, sì, va bene. Una milfona da Champions League, c'aveva 2 labroni così. Se li gonfiava da andare al gomista, Ma una fatica per conquistarla, avevo pochissime chances, veramente. Poche chances e nessuno pensava che ci sarei riuscito. C'erano parecchi mosconi che ci giravano attorno, destra e sinistra. Beh, io ci ho dato dentro come un fabbro. L'ho lavorata di cesello e li ho sorclassati tutti. Piadina Bucaiola. Sì, non ho sentito il calare. Che soddisfazione poi passarci davanti a tutti quanti con la Giannancarla Labbri di Fuoco sotto il braccio. Vi ricordo che tra i pretendenti c'era un certo Giannan Eusebio. Forse lo conosciamo. Uno che andava in giro a parlare male sul mio conto. Lasciamo perdere. Avresti dovuto vedere la sua faccia quando ci sono passato davanti e ci ho schioccato un bacio a trivella sulle labbra di fuoco. Impagabile. Però si dice labbra, non labbri. Aspetta, è soggettivo. Com'è soggettivo? È come se tu dicessi occhia invece di occhi. No. Polsa invece di polsi, stinca invece di stinchi, che so, polpaccia invece di polpacci, dita invece di diti, cioè tallona invece di talloni, cioè, capito? È soggettivo. Ma non è soggettivo. Tu hai mai sentito uno che dice gombia invece di gombi? Sì, certo. Hai mai sentito dire zigoma invece di zigobi? Ma no, ma adesso... Bergoma invece di bergomi. Bergoma invece ma per piacere, È soggettivo, è una scelta, e io scelgo Labbri tutta la vita, veramente. Basta con questi buonisti che non se ne può più. Ci dica se si prosegue con Soliano e con Baroni. Ecco, bravo Tony. Guarda, come diceva un vecchio adagio, cazzo ne so io. Non diceva così. Vedremo, adesso ci godiamo la salvezza, poi avremo modo di cosare sulle cose da cosare, capito? Cioè, piano piano, tempo al tempo, luce da luce, è cosa buona e giusta. Amen. Ma è veramente cosa buona e giusta? Ecco. Chissà chi lo sa, del futuro non v'è certezza. Se fossi un veggente sarei un veggente. Ma che ne sai tu di un campo di grano di Vendacherti? Staremo a vedere. Se vorranno proseguire con me, bene, altrimenti pazienza. Soliano e Baroni sono un po' come voi due. Sono in più. I tifosi sono parecchio preoccupati e temono appunto che la società si troverà ancora in più difficoltà economica. E come sono i conti adesso? Tutto risolto? Allora, giusto per essere giusti, avevamo bisogno effettivamente di rientrare con un tot di chiodi che avevamo. Roba vecchia. Chiodi sono i debiti, lo dico per... Roba vecchia, io non c'ero ancora, roba da poco. Tipo l'alimentari a Sandrà dove il Morante mi aveva lasciato dei panini da pagare. Roba così. Salutiamo Daniele Morante. Tipo la cartoleria a Castelnuovo dove il Cossu mi prendeva i pennarelli e mi aveva da colorare, capito? Sì, perché è un piccolino, salutiamo Andrea roba Cossu. di poco conto. Ma lo sforzo più grosso è stato ripianare il conto della parrucchiera Michela dove il Di Marco mi faceva il biondo per nascondere la chiarica. Lì ha lasciato dei buchi, immagino, non indifferenti, non solo nel bilancio. Esatto, ma comunque è stato risolto. Adesso la società a posto, i tifosi possono stare tranquilli. Pensa che ho saldato anche la questione Gilardino. Quella col Parma? No, al Berfi. Ci sarebbe l'asta per il Bottagisio. Ci avete fatto un pensierino? Si dice che lei sia un uomo fortunato, hai visto mai che insomma quest'asta? Guarda, valuteremo, vedremo, faremo, diremo e brigheremo. Certo è un'occasione effettivamente interessante, portarle via a quel prezzo lì sarebbe veramente una fortuna. E cambieremo nome, lo chiameremo invece di Bottagisio Botto di grazie Presidente, complimenti per la salvezza conquistata. E forza Grecia Verona, sempre forza. In collaborazione con Autozai, Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, Gruppo Kairos.